Cambiamo ancora argomento, andiamo negli Stati Uniti perché continuano ovviamente a New Orleans le feste per la vittoria della squadra locale di football nel Super Bowl di domenica notte. I giocatori sono tornati in città, il loro aereo è stato atteso all'aeroporto da parecchi tifosi che poi hanno fatto ala alle auto dei campioni nel tragitto verso il centro di New Orleans. Un day after speciale invece per Drew Brees, il quarterback che è stato scelto come miglior giocatore del Super Bowl e che prima di tornare a casa si è concesso una mattinata a Disney World e una piccola parata tutta per sé. Le celebrazioni ufficiali della città di New Orleans per la squadra dei Saints sono in programma questa sera. Questo argomento trova ampio spazio stamane anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, con tanto di foto, vittoria nel Super Bowl dopo l'uragano del 2005, il football riscatta New Orleans e allora andiamo a vedere a pagina 19 la storia. 4 anni e mezzo dopo l'uragano il quartiere francese è stato di nuovo sommerso, ma dai tifosi esaltati per il primo trionfo dei Saints della storia, il miracolo dei santi del football, e New Orleans torna a marciare. La vittoria al Super Bowl segna la rinascita della città di Katrina. C'è anche una notizia relativa al sindaco perché sabato scorso si è insediato il nuovo sindaco Mitch Landrieu, primo bianco ad amministrare la città da 32 anni, e poi come vedete le tante foto dei tifosi festanti.